sentenza d'appello, confermato l'impianto accusatorio, ma pena ridotta di 1 anno per Vincenzo Consoli, revocata la confisca da 221 milioni di euro, la difesa annuncia ricorso in Cassazione. Fuori dall'aula bunker la protesta dei risparmiatori rimasti letteralmente in mutande, il governo sblocchi del tutto il fondo per le vittime delle banche, dicono in ballo $500 miliardi. Accelerazione sull'autonomia, domani un preconsiglio dei ministri, l'annuncio del ministro per le riforme Casellati che ribadisce, è scritta nella Costituzione, a Roma le parole di Giorgia Meloni, vogliamo un'Italia unita. Il ministro Casellati era a Venezia per firmare l'accordo con il Veneto per sburocratizzare la macchina della pubblica amministrazione, il primo di questo tipo in Italia. Dalla stazione alla sede di Veneto Lavoro, la manifestazione dei lavoratori dell'azienda di Scorzè che rischiano il licenziamento per la scelta di delocalizzare. Mia figlia è stata umiliata e terrorizzata con minacce di morte. Il racconto del papà di una delle 2 tredicenni picchiate nel Padovano da un gruppo di baby bulle che si volevano vendicare per essere state denunciate. Presentato anche a Bassano Fratelli il libro di Santo Versace, un modo per chiudere definitivamente i conti con la tragedia di Gianni. Sabato 3 giugno torna il Padova Pride, la manifestazione per i diritti LGBTI. Programma e location sono ancora da definire, ma è certo che il corteo tornerà in città. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, dunque questi titoli, ma in primo piano il sondaggio che abbiamo lanciato nella prima edizione che riguarda la proposta della conferenza delle regioni per togliere il tetto ai mandati per i presidenti delle regioni e gli assessori regionali, una soluzione che nel primo caso consentirebbe al governatore Zaio di ricandidarsi alla guida di Palazzo Balbi. Dunque noi vi chiediamo, lo vedete, governatore e assessori, mantenere il limite dei mandati, se volete rispondere sì con il verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere no 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera Ring. 3 anni di reclusione a Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca. Oggi la sentenza di appello in aula bunker a Mestre, presente lo stesso Consoli, revocata la maxi confisca disposta dal Tribunale di Treviso, di passo in avanti comunque storico, parlano le parti civili. In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Venezia, seconda sezione penale, ha deliberato il seguente dispositivo di sentenza. Ridetermina la pena complessiva in anni 3 di reclusione, revoca la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, revoca la disposta confisca. La pronuncia arriva alle 2 del pomeriggio in aula bunker a Mestre e di fatto conferma l'impianto accusatorio, riconoscendo l'ex amministratore delegato di Veneto Banca Vincenzo Consoli colpevole del reato di ostacolo agli organismi di vigilanza. L'unico capo di accusa rimasto in piedi dopo che la prescrizione ha inghiottito i reati di aggiotaggio prima e falso in prospetto poi, quest'ultimo nel lasso di tempo tra primo e secondo grado di giudizio. Forse anche per questo la condanna rispetto a quella del Tribunale di Treviso a 4 anni è stata ridotta a 3, ma saranno le motivazioni della sentenza una volta depositate a chiarirlo, così come bisognerà capire il perché della revoca della confisca da 221 milioni di euro inflitta dal giudice trevigiano poco meno di 1 anno fa, ma è probabile che la Corte si sia uniformata agli orientamenti europei secondo i quali la confisca non può essere una mera duplicazione di condanna al risarcimento dei danni. Una revoca simile in secondo grado a Venezia era stata disposta pochi mesi fa anche per l'ex numero 1 della Popolare di Vicenza Zonin, come ricorda Ermenegildo Costabile, legale di Consoli all'uscita dell'aula. Un errore clamoroso, almeno questo, si sono allineati al precedente della stessa Corte d'Appello, ma assolutamente scontato. Quello che importa in questa fase, dicono pubblica accusa e parti civili, è che la sentenza di primo grado sia stata confermata. Senza voler usare un termine sovrabbondante, è una decisione storica, crea un precedente molto serio che riguarda la personale responsabilità della Regione Consoli e mi attendo anche di altre persone con lui concorrenti. Ecco, quindi a maggior ragione non era un uomo solo al comando. Ma assolutamente no. Ma in solitudine Consoli era presente in aula, non ha rilasciato dichiarazioni né prima né dopo la sentenza. Consoli non dice nulla. Ci sentiamo dopo. È 1 anno in meno rispetto alla sentenza di primo grado. Non ci dice nulla. Nessun commento. Silenzio che però non è da leggere come una presa d'atto, anzi. Resto profondamente convinto dell'ingiustizia di questa sentenza e della
irrituale gestione di questo processo in virtù delle questioni processuali che ho eccepito. Aspettiamo le motivazioni e facciamo il ricorso per Cassazione. Fuori dall'aula bunker la protesta dei risparmiatori, alcuni letteralmente in mutande. Vogliamo giustizia e verità, chiedono al governo di sbloccare i 500 milioni di euro del fondo per i risparmiatori. I cittadini purtroppo sono stati spogliati della loro identità, dei loro averi, quello che è stato il risparmio di anni. In modo particolare siamo stati truffati sulla fiducia, che già Renzi e Padoan all'epoca ci avevano detto che il sistema bancario italiano era solido e sano. Non è stato così. Oppure il sistema era solido e qualcuno ha voluto rubare, come l'ho sempre detto, i risparmi a oltre 200.000 famiglie. Che siano rimasti in mutande non è un modo di dire, e Loris Mazzorato, già sindaco di Resana, lo ribadisce fuori di metafora. Nonostante i pochi gradi sopra lo zero, il sit-in dei risparmiatori fuori dall'aula bunker di Mestre è più di un promemoria e va oltre il processo di giornata. Oggi si vuole processare Consoli, però io dico sempre, Consoli non è altro che un capro espiatorio. Lo ricordo sempre che a novembre 2014 Veneto Banca ha superato gli stress test di Banca Centrale Europea. I risparmiatori veneti sono state le vittime di questa operazione. Il territorio veneto è stato privato di un sistema finanziario che era estremamente importante per il sistema economico veneto. Oggi il Veneto non ha più istituti di credito proprio. La partita non è solo giudiziaria ma politica. In tutti c'è la consapevolezza che solo lo Stato può riparare parte dei danni subiti dai truffati delle banche. Il riferimento è al fondo per i risparmiatori. La legge FIR mette a disposizione dei risparmiatori 1.500 milioni. Quella base è stata erogata, avanzano 540 milioni, quei 540 milioni che fanno parte della dotazione FIR ancora non sono stati distribuiti ai risparmiatori. Noi chiediamo che lo Stato onori le proprie leggi e paghi 383.050 euro. Risparmi di una vita. Di 3 generazioni. 160.000 euro che erano ancora delle azioni di mio nonno, di mia mamma, e io in fiducia di questo ho pensato di utilizzarlo come la musigna, come si vuol dire, no? 15 anni che sto soffrendo. Vado in pensione e rimango senza soldi. Potevo avere le mie giornate, decidere, fare, il piacere di vivere la vita. Me l'hanno tolto. Ed ora parliamo invece di autonomia. Ci sarà un'accelerazione, domani un preconsiglio dei ministri, l'annuncio del ministro per le riforme Casellati a Venezia per il protocollo sulla semplificazione, ma le parole di Giorgia Meloni sull'unità del Paese riaccendono il dibattito. Se dovesse chiedermi cosa c'è ancora da fare, dico attendere che il governo si decida. Domani ci sarà un preconsiglio. E di solito il preconsiglio si fa in vista di un consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi giovedì. Un botta risposta in punta di penna, ma sempre botta risposta è, pur nella cornice di una ospitata importante come quella del ministro delle riforme a Palazzo Balbi. Il governo batta un colpo, dice Zaia, e l'annunciato preconsiglio dei ministri potrebbe portare la legge sull'autonomia in pochi giorni a Roma. Sarebbe il primo step ufficiale per poi passare la palla al Parlamento. Zaia allora diventa più morbido. Questo governo in 100 giorni ha fatto quello che altri non hanno fatto. Abbiamo una norma che introduce l'obbligo della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dall'altro adesso il fatto che si parli ad ogni piè sospinto della legge di attuazione dell'autonomia significa che qualcuno l'ha scritta e l'ha anche già depositata. Nelle stesse ore però Giorgia Meloni interviene al progetto Polis, Casa dei Servizi Digitali, sulla semplificazione dei servizi postali, e le sue parole diventano quasi un boomerang. Che noi vogliamo unire l'Italia, che vogliamo rafforzare i legami tra le zone centrali e le aree interne. Non ci rassegniamo all'idea che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Una sola Italia con servizi uguali per tutti e diritti uguali per tutti. Eppure Casellati conferma la volontà del governo di andare avanti. L'autonomia differenziata è prevista dalla Costituzione italiana. Leggendo quello che io ho letto nel testo di legge non c'è alcuna spaccatura. Autonomia differenziata significa migliore allocazione delle risorse attraverso l'individuazione dei LEP, che sono i livelli essenziali di prestazione.
Questa è l'autonomia differenziata nell'ambito di una unità d'Italia che tutti noi vogliamo preservare nello spirito della Costituzione. Già, la Costituzione, che su un altro fronte il governo vuole modificare. È il percorso parallelo sul presidenzialismo, palle in mano proprio a Casellati, che ha sentito in questo periodo tutte le forze politiche prima di stendere un progetto di legge. Adesso mi sono data un po' di giorni per riflettere e poi parlerò con il Presidente Meloni e con la maggioranza per mettere a punto una proposta o per fare ulteriori approfondimenti. La burocrazia, uno stalker, un nemico che abbiamo in casa. Così oggi il ministro Maria Elisabetta Casellati da Venezia alla firma dell'accordo con la nostra regione per sburocratizzare la macchina della pubblica amministrazione, riforma che decolla per tutta Italia dal Veneto. La burocrazia è uno stalker che accompagna la nostra quotidianità e che rende la nostra vita come una corsa ad ostacoli. Parole del ministro Casellati che da Venezia a Palazzo Balbi ha definito un nemico quel complesso di leggi e norme che regolano il nostro vivere quotidiano, spesso complicandolo. È come avere sempre un nemico in casa. Così nella presentazione alla stampa della firma sull'accordo in materia di semplificazione normativa con il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Progetto per sburocratizzare quell'affastellamento di norme tra leggi dello Stato e territoriali, anche eliminando le duplicazioni e sovrapposizioni, al fine di rendere più agevole la vita di cittadini e imprese. Accordo che pone il Veneto a capofila per tutto lo stivale, la cui esperienza verrà allargata a tutte le regioni italiane, in modo che ognuna possa evidenziare le proprie peculiarità. Viaggio che si tradurrà poi in una legge nazionale. 3 i mesi di tempo ora per la nostra regione per elaborare le linee guida dall'apertura del tavolo tecnico, cui parteciperanno anche le categorie economiche. In un momento così difficile come quello attuale, dove abbiamo una guerra in corso, l'aumento delle bollette, un'inflazione galoppante, eccetera, dare un po' di quiete a un cittadino per fare delle cose normali, normalissime, impedirgli di attraversare 100 uffici, almeno questo sarebbe un momento di respiro. Si tratta di una vera e propria riforma della pubblica amministrazione che parte dal basso. Per cui dare al nostro Paese una situazione di amministrazione snella, efficiente, significa dare normalità al nostro Paese. Ed ora la difficile crisi Safilo, la provincia sta monitorando la situazione. Il presidente e sindaco Roberto Padrini ha convocato per giovedì prossimo alle 17 in municipio a Longarone un tavolo territoriale con il senatore Luca De Carlo, la Regione Veneto, i rappresentanti sindacali e i sindaci bellunesi. Dobbiamo fare tutto ciò che è possibile per salvare la fabbrica, ognuno per quanto di sua competenza, e salvaguardare la tenuta occupazionale, afferma Padrini. Intanto oggi la conferenza dei servizi ha dato il via libera per un nuovo stabilimento produttivo a Ponte nelle Alpi nel settore dei colori e delle vernici. La previsione dell'azienda è di 89 nuovi posti di lavoro, di cui 40 tra produzione e ricerca. E continuiamo a parlare della vertenza Safilo. Questa mattina negli stabilimenti dell'azienda si sono svolte assemblee dei lavoratori in vista dell'incontro unitario che si terrà mercoledì prossimo. Se la chiusura riguarda per ora solo lo stabilimento di Longarone, grande la preoccupazione anche nel quartier generale di Padova. Che ci fossero delle preoccupazioni, sì. Ad esempio a Padova il ricorso alla cassa integrazione. Che ci aspettassimo una sberla di questo genere, assolutamente no. Nessuno era preparato a una cosa così grossa e così tsunami.
Uno schiaffo, un fulmine a ciel sereno che da Longarone può allargarsi a Macchia d'Olio, allo stabilimento di Santa Maria di Sala e al quartier generale di Padova. Se a Longarone rischiano 472 persone, a Padova gli occupati sono 800 e la preoccupazione nelle assemblee di questa mattina nella Città del Santo e Santa Maria di Sala era palpabile. I sindacati sono al lavoro. Mercoledì prossimo alla Cisla di Mestre, incontro del coordinamento delle rappresentanze di gruppo per decidere le future azioni. Nel frattempo le segreterie hanno interessato il Ministero per il Made in Italy perché si apra un tavolo nazionale, ma non basta. C'è un elemento in più che non è scritto nel comunicato Safilo, che comunica ricavi superiori a 1.000 milioni di euro nel 2022 e un aumento anche della redditività. Nell'incontro che abbiamo avuto giovedì scorso in Regione con la presenza dell'assessore regionale, si è anche citata la possibilità di intervenire con non finanziamento, con un investimento su Padova in automazione. Chiaramente è una cosa che ci interessa, ma non ha mancato di sottolineare che questo investimento potrebbe avere o avrà delle ricadute. Per cui a Padova, abbiamo fatto questa mattina le assemblee, la sensazione è ben chiara, che Longarone è solo l'inizio. Corteo di lavoratori della Axo di Scorzè questa mattina a Mestre, poi il tavolo con i vertici della Regione, ma l'azienda resta ferma nella sua decisione. Siamo qui appunto per manifestare il nostro intento di preservare, di tenere dei posti di lavoro in questa azienda, perché l'azienda comunque è un'azienda sana. Ci comunica il licenziamento o comunque la chiusura del sito semplicemente perché vuole trasferire le produzioni, e di questo non vogliamo per forza, a tutti i costi, rinunciare a questa nostra protesta. I dipendenti della AkzoNobel di Peseggia di Scorzè non mollano e oggi insieme ai sindacati hanno organizzato un volantinaggio davanti alla stazione di Mestre per poi recarsi in corteo in via Camarcello, dove si è svolto il tavolo cui hanno preso parte i vertici aziendali, l'assessore regionale Donazzan e il sindaco Marcon. A rischio ci sono 50 famiglie perché la AkzoNobel, leader mondiale nelle vernici per legno, ha deciso di spostare la produzione all'estero. Durante l'incontro l'azienda è rimasta ferma nella sua posizione. Da qui la proposta dei sindacati di pensare ai lavoratori non solo in termini economici. La possibilità di far insediare quel sito produttivo da altre aziende che potrebbero essere interessate, magari, visto che l'azienda è sana, ha i macchinari buoni e ha soprattutto le professionalità con decenni di esperienza, di rilevare l'attività e proseguire così nell'occupazione e nelle attività del settore. I sindacati confidano che l'azienda possa dar loro una risposta domani nell'incontro che si svolgerà con Confindustria. Intanto il Consiglio metropolitano, riunitosi in mattinata a Cacorner, ha approvato all'unanimità una mozione promossa dai consiglieri di maggioranza e opposizione e condivisa anche dal primo cittadino, impegnandosi ad avviare una serie di interlocuzioni a livello regionale e ministeriale per scongiurare la delocalizzazione. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio con la cronaca calci e pugni, una spedizione punitiva in piena regola, quella accaduta sabato pomeriggio in un centro commerciale di Albignasego, protagonista una banda di babybulle che volevano vendicarsi per essere state denunciate da 2 tredicenni che minacciavano da mesi. Le hanno aspettate nel parcheggio del centro commerciale, le hanno accerchiate e aggredite. Un agguato in piena regola, quello messo in atto sabato pomeriggio all'Ipercity di Albignasego da una baby gang che voleva vendicarsi per essere stata denunciata dalle vittime a cui da mesi estorcevano denaro. Le vittime sono ragazzine di 13 anni appena che dopo una festa di Halloween sono diventate bersaglio della banda di bulle loro coetanee. Pagate o vi pestiamo. Richieste di denaro sempre più pressanti e minacce sempre più aggressive. Esasperate dopo mesi di soprusi, le tredicenni hanno raccontato tutto ai genitori che si sono rivolti ai carabinieri della stazione di Padova principale per denunciarle.
Le bulle però hanno saputo della denuncia e hanno deciso di vendicarsi con una spedizione punitiva, aspettandole nel parcheggio del centro commerciale. Hanno riunito un gruppo di coetanei, una cinquantina circa, tutti tra i 13 e i 17 anni. Le hanno aspettate aggredite con calci, pugni, mentre gli altri ragazzi assistevano allo spettacolo senza batter ciglio. Una delle vittime però è riuscita a liberarsi dalla furia delle aguzzine e ha allertato i genitori che si sono precipitati sul posto. Anche loro sono stati aggrediti e minacciati di morte. I carabinieri hanno già identificato e denunciato tutte le bulle al Tribunale dei minori. Non è la prima volta che sono protagoniste di intimidazioni e aggressioni. Parla un papà di una ragazzina picchiata dal branco all'Hypercity e lancia un messaggio a tutti i giovani: se siete vittime dei bulli non abbiate paura a denunciare. È stata schiaffeggiata da lei e da un'altra ragazza, tenuta la bocca chiusa, umiliata, la cosa più brutta, umiliata davanti a 30-40 coetanei. Le parole del papà di una delle ragazzine brutalmente aggredite sabato nel parcheggio del centro commerciale Hypercity di Albignasego dal branco di baby bulle. La figlia è ancora terrorizzata, fa fatica a dormire di notte. Da mesi viveva in costante tensione per colpa di questa banda di coetanee che la minacciavano chiedendo soldi. Un'escalation di minacce e ritorsioni. Sono arrivata appunto 2 o 3 settimane fa che non ce l'hanno fatta più perché o pagavano, anche bloccandole sui vari social e non frequentando più le zone dove sapevano di trovare queste ragazze, e hanno deciso di raccontarlo ai genitori, a che siamo andati a fare la denuncia ai carabinieri per estorsione. Dopo aver saputo della denuncia, la banda di baby bulle è passata all'attacco. Hanno fatto un'imboscata, un vero e proprio agguato, praticamente sono venute a conoscenza di dove erano, le hanno aspettate, anche perché non erano 2 o 3 persone, ma si trattava di 30-40 persone, forse arriviamo anche a 50 dai video. Non hanno esitato a picchiare con calci e pugni anche una coppia di genitori intervenuti per salvare le figlie e a minacciarli di morte. Hanno iniziato a cerchiare mia figlia e le altre e le hanno menate di santa ragione. Nel momento in cui una di loro è riuscita a liberarsi e a chiamare i genitori, questi sono accorsi ed è stata la salvezza, perché poteva finire molto molto male. In quanto una di queste addirittura ha minacciato la mamma della ragazza intervenuta, una volta che gli ha dato la sbella e gli ha sputato in faccia e ha detto: guarda che io ho un coltello, so dove abiti e ti vengo pure ad uccidere. Parole fortissime, una frase su tutti che ha spinto i genitori a lanciare un messaggio importante ai ragazzi. È proprio da criminali, chi denuncia paga, ricordatevi che chi denuncia paga. Noi abbiamo alzato appunto tutta questa situazione agli occhi dei media, dei giornali, proprio perché non deve passare un messaggio del genere. I ragazzi non devono avere paura delle istituzioni. Presentato anche a Bassano il libro scritto da Santo Versace, un libro, ha detto l'imprenditore, ai nostri microfoni, scritto per chiudere definitivamente la tragedia di Gianni. Quanto le manca suo fratello? Ma adesso praticamente lo sento dentro di me. Mi è mancato moltissimo fino a quando non ho preso coscienza che era il momento di cambiare tutto e di chiudere col passato. Anche perché a me piace parlare del presente e più ancora di tutto del futuro. Guardare al futuro raccontando il passato attraverso l'amore per la famiglia e per la vita. E questo è il cuore del nuovo libro di Santo Versace, Fratelli di una famiglia italiana. Pagine che parlano di un viaggio, di un'avventura iniziata a Reggio Calabria verso la conquista del mondo intero. Un lungo cammino, mano per la mano, anche col fratello Gianni Versace. Gianni è dentro la mia vita compiutamente, il libro è dedicato a lui. Lui nasce 2 anni dopo di me, muore 25 anni fa, quasi 26, e quindi è dentro la mia vita totalmente. L'ho seguito da sempre, l'ho guidato da sempre e ora l'ho raccontato. Lo racconta come? Ma lo racconto, il libro è la mia autobiografia, quindi racconto la mia vita partendo dai miei genitori e quello che abbiamo vissuto. Lo racconto per come l'ho vissuto io. L'ho vissuto come un grande talento, un creativo, una persona che mi ha fatto completamente cambiare vita, perché io stavo benissimo anche a Reggio Calabria, avevo il mio studio commercialista e tutto, però quando mi sono reso conto che lui aveva bisogno, che c'era da costruire tantissimo, ho lasciato la Calabria e mi sono trasferito a Milano e da lì abbiamo conquistato il mondo. Traguardi mai immaginati, possibili grazie all'amore e agli insegnamenti della famiglia.
Mi ha regalato una vita che è inimmaginabile, cioè noi siamo andati oltre i sogni, cioè Gianni sognava, io pensavo a realizzarli e a superarli. Sabato 3 giugno torna il Padova Pride, la manifestazione per i diritti LGBT, programma e location sono ancora da definire, ma è certo che il corteo tornerà in città. Lo slogan scelto per l'edizione 2023 è "Chi si cura di te?", una domanda provocatoria scelta dagli organizzatori per parlare di relazioni e intelligenza emotiva, diritti e pace, un evento che coinvolgerà tante realtà per sostenere i diritti civili e sociali e anche la lotta per il clima. Il Padova Pride sarà il clou di un ricco calendario di eventi che si svolgeranno nelle settimane e nei giorni precedenti per celebrare i diritti AIO. E questa era proprio la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Giorni della merla tra alta pressione e spifferi artici. La prima parte della settimana sarà contraddistinta da un addolcimento termico e da un tempo buono. Il dettaglio di martedì 31 gennaio. Sul Veneto condizioni stabili e soleggiate, salvo qualche occasionale passaggio di nubi alte. Nelle ore più fredde possibili riduzioni della visibilità in pianura con foschie e locali banchi di nebbia. È ancora di grado 3, ovvero marcato il pericolo di valanghe sulle Dolomiti. Temperature in contenuto aumento, minime tra lo 0 e i -3 gradi, massime tra 6 e 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso al confine con l'Austria. Al mattino estese gelate anche sulla pianura e non si esclude qualche locale foschia o banco di nebbia sulle zone costiere. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 6-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, vedete, con cielo limpido o velato. Temperature minime sotto zero, massime sugli 8-10 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.